Bue ha deciso che sta lì oggi. Neanche si è spostato quando sono uscita. Sì, però è pomeriggio, lui di pomeriggio di solito non sta mai nella cuccia. Probabilmente sente il tempo, non so. Io non ho registrato in questi giorni perché il mio umore è stato pessimo, soprattutto ieri. Cioè no, ieri vi avevo fatto una clip. Sì, ieri ve l'avevo fatta una clip. E oggi, sì, stamattina anche ero un po' così così. Adesso sto un po' meglio. Ho rifatto le unghiette. Adesso ve le faccio vedere il giro, l'inquadratura. Non sono perfette, il giro cuticolo è sempre un po' un problema per me. Non riesco mai a fare bene. Però insomma, dai. Ho rifatto le unghiette e ho messo questi adesivi floreali. Adesso vi faccio vedere meglio. E niente, vado a fare merenda. Stavamo guardando Pechino Express con Sio e Franz, però adesso ho deciso di andarmene, quindi finiremo di guardarlo dopo, probabilmente. È una cosa che ci piace molto. Sì, c'è Christian Ghedina. Ed è un po' che non lo vedo, perché lui solitamente viene, ma più che altro d'estate, dove lavoro. E adesso è un bel po' che non lo vedo. Ma non so se Pechino Express è... Cioè non so quando è stato registrato, quindi non mi rendo neanche conto. E voilà, le unghiette sono queste. E pollice. Cioè, l'insieme, ecco. Dai, non sono brutte le mani così, anzi, sono molto più ordinate. C'è sempre il giro cuticole che io non riesco a fare bene, ma insomma, dai. Non ho messo l'olio, quindi probabilmente manca solo un po' di idratazione. E ho messo solo una crema normale per le mani e basta. Comunque, sistemate anche le unghiette. Ah, finalmente, perché avevo le mie naturali da 2 o 3 giorni e sinceramente anche no, preferisco averle così. Arthur, guarda che bella che sei, guarda qua, guarda qua. Guarda Wally che fa le unghiette. Arthur. Arthur, torna qui. Sì, amore, esisti solo tu. Al mondo esisti solo tu. Arthur, cosa c'è? Dove vai? Patatina fritta, patatina fritta. Sì. Arthur. Sì. Cosa c'è? Mamma mia, che ruffiana che sei. Sì, sei proprio ruffiana, ruffiana. Cosa c'è? Arthur. 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 Dimmi. Arthur. Cosa? Sì. È ruffiana questa gatta qui. E cosa? Dimmi. Cosa c'è? Per piacere, mi fa per piacere. Ciao, Wally. Ecco, bello Wally. C'era anche Silvano qui. Deve essere andato sotto nella cuccia. Arthur, prego. Prego. Io vado su, anche tu, va bene. Wally? Wally? Vieni anche tu. Andiamo. Sì, sì, Arthur. Dimmi, andiamo. Andiamo, Arthur, Wally, Alfa. Ehi, Alfa. Alfa, come vedete, ha un occhio che non va per niente bene, ma l'ho portato ieri dal veterinario e quest'occhio qua è tutto gonfio sopra. Però purtroppo va così. Non guarisce da quella roba, quindi niente. Che vita sfigata che ha questo gatto, vero? Alfa? Sì, un po' sfigatello. Alfa? Racconta. Sei sempre dal veterinario, vero? Oggi.
Chi controlla il mondo tu, bravo. 30 marzo, avevo ragione io che era la sabbia del deserto. Non la mette a fuoco sul vetro. Vediamo, ecco. Cioè, c'è stato praticamente tutta la mattinata e poi parte del pomeriggio. Praticamente era come se ci fosse tutta una foschia. E era la sabbia, perché effettivamente i vetri sono sporchissimi adesso. Ha fatto un po' di pioggerellina qui, adesso sta gocciolando. Invece siamo andati a fare un po' di spese a comprare delle uova di Pasqua e dove eravamo pioveva proprio. Qua invece ha fatto solo qualche goccina e basta. Comunque qua si vede che ce n'è un po'. Vado a vedere di altre uova di Pasqua. Sì, ho mangiato cioccolata Kinder. Ho preso un uovo di quelli, no, quelli piccoli piccoli, quelli un po' più grandi, dai, dei Minions, e ho trovato un Minion, chiaramente una stupidata, però alla fine, dai, per i bambini sono belle sorprese. Non sono più le sorprese di una volta, ma insomma, dai, sempre qualcosa. Comunque, oddio, l'aria condizionata. Io non credo sia un momento dell'aria condizionata questo. Comunque, sono 11 gradi fuori. È che quando sono venuta a casa da lavoro c'era un po' troppo caldo in questa macchina e quindi avevo dovuto mettere l'aria condizionata. Ecco, adesso vado a vedere ancora di qualche uovo. Cioè, voglio vedere che uova ci sono qua in paese, al Conad, e poi decido. Sì, bella mia, se stai magari in parte, forse. Ma Dio santo. Ma perché la gente non sa guidare, ragazzi? Cioè, la strada è larghissima, niente, stanno in mezzo e tu non puoi passare. Che vita. No, veramente, cioè la gente ha... Tanti, secondo me, prendono la patente con l'aiuto di qualcuno, perché è impossibile. Alcune cose non si spiegano. Vabbè. Sì, proprio sabbia questa. A meno che non sia polline. Potrebbe essere anche il polline, ma allora io non sarei neanche riuscita a tenere gli occhi aperti se fosse stato polline. No, secondo me è sabbia del deserto. Qua arriva, almeno una volta l'anno arriva. Quindi, pare strano, cioè suona strana sta cosa, ma c'è. Allora, domenica di Pasqua, io non ho fatto gli auguri a nessuno nei video che sono usciti in precedenza, perché, allora, primo, io è una festa che non capisco, nel senso, a me non interessa, un po' come il Natale. Quindi stare a dire tutti buona Pasqua, buona Pasqua, buona Pasqua a me, cioè sinceramente non mi interessa. Per me è un giorno come un altro, è festa, meglio, si sta a casa, però lo sapete, i miei vlog escono sempre tutti in ritardo e quindi non vi ho fatto gli auguri semplicemente anche per quello, perché non avrebbe avuto senso, insomma. Cioè non ha senso farveli adesso, che questo video lo vedrete penso a metà aprile se non oltre, quindi non ha senso. Comunque per me è la domenica di Pasqua, non è una gran giornata neanche oggi, è stata una settimana molto di tensione mentale, quindi non è una gran giornata neanche oggi. Adesso andiamo via, andiamo dai miei a mangiare e niente, quindi non ho fatto gli auguri semplicemente perché comunque i video escono in ritardo e io non so mai quando programmerò l'uscita per un certo video, quindi io registro e poi taglio, spezzo dove mi fa comodo, nel senso dove vedo che arrivo a un certo minutaggio, spezzo e inizio un altro vlog. Quindi non sono vlog studiati da uscire in quel momento, sono vlog molto casuali, sono comunque veritieri, insomma sono queste le mie giornate, però la pubblicazione è casuale.
Niente, adesso vado, mi metto le scarpe, giacca e via. Sta piovendo, è una domenica di Pasqua orrenda, domani sarà altrettanto orrendo, però saremo a casa sia io che Franz, quindi è una buona cosa. Va bene, vado dai, quindi dopo vedrete un po' il pranzo e nient'altro. Molto in ritardo, ma vedrete anche il pranzo di Pasqua.